Amici bellini, il video di ieri ha dato una bella accelerata, lo sapevo, appena esce il video poi c'è l'accelerata per Samardžić, quindi bene, facciamo i video un pochino prima, così si muove il Napoli, ma la copertina parla chiaro, perché ci sono altre notizie che infiammano la curiosità dei tifosi, parliamone. Allora, nel dare il benvenuto ad Andrea Piccolo e a tutti i nuovi iscritti che io ringrazio infinitamente, stiamo sul pezzo senza dubbio, lasciamo i like che smuovono l'ambiente e che fanno comparire le penne, eccola qua, si firma, aveva già firmato, poi è uscito pure il fatto perché Mazzocchi, andiamo per ordine perché Mazzocchi, Dragusin, Conde, poi Soumaré, parliamo di tutte le cose possibili e impossibili e ci spostiamo prima di tutto per dare il benvenuto a Mazzocchi. Era uscita pure una mezza notizia, dice no, hanno dovuto rifare perché eravamo sorpresi, insomma è arrivato a Castelvolturno, ha firmato i primi autografi, quando arriva il tweet di ADL, il tweet di ADL è arrivato senza foto. Di solito c'è sempre la foto della firma, in questo caso non c'è stata occasione. Il numero lo avevamo intuito, non ha preso il 7 di Elmas, ma ha preso il suo numero che aveva con la Salernitana e tutto si collega benissimo, perché Salernitana, perché Dragusin Salernitana, perché Juventus Salernitana poi porta a spostare anche la partita del Napoli. Facciamo anche un po' di cronaca, quindi la cosa importante, prima di tutto domani mattina ci svegliamo all'alba perché c'è conferenza di Mazzarri e quindi iscrivetevi al canale perché poi ve lo perdete, cliccate sulla campanella per esempio e vi arriva subito, perché magari sto sveglio e vi arriva subito il video. La vittoria della Juventus con la Salernitana sposta la partita col Napoli, la anticipa a sabato 13, credo sia 13, esatto, quindi abbiamo un giorno in meno di recupero, però è settimana lunga, abbiamo un giorno in meno di recupero post Torino, quindi Granata, Salernitana, è tutto collegabile, non vi preoccupate, quindi post Torino, ma abbiamo poi un giorno in più di recupero verso quella che sarà la Supercoppa, che è una partita che onestamente mi interessa moltissimo, che sarà il 18 con la Fiorentina, 18, è tutto collegato ragazzi, veramente. Si collega con la Juventus e con la Salernitana la notizia di Dragusin che continua a rincorrersi e andiamo a vedere, lo mettiamo qui, ecco, non è lui, però il taglio di capelli è già quello giusto, perché il ragazzo si presenta così, ma non mi mettere questo dito in bocca, però insomma facciamo conto che non è successo niente, ha un bel taglio. Ha un bel taglio, mi convince il taglio di capelli. Il ragazzo è giovanissimo. Ora Napoli adesso si sta muovendo sul mercato, insomma le preoccupazioni che avevamo manifestato legittime secondo me, perché dobbiamo muoverci, perché siamo corti, perché abbiamo infortuni, perché abbiamo lasciato andare Elmas, dobbiamo fare in fretta. Allora aspettiamo Samardžić, ma sapevamo che doveva arrivare per forza, ma anche che per limare certi dettagli non era facile e quindi non sarà probabilmente roba di oggi o domani, probabilmente se ne parlerà settimana prossima, però rimaniamo fiduciosi. Samardžić dall'Udinese, Mazzocchi dalla Salernitana, adesso si parla di Dragusin che Genoa, anche lui prima Salernitana, una parentesi alla Sampdoria, però scuola Juventus, insomma tutte squadre piccoline, Ora, se questo discorso vi dà fastidio, perché vi potrebbe dare fastidio, dice, ma che c'entra? Il Napoli ha preso Di Lorenzo dall'Empoli e Di Lorenzo è fortissimo. Sì, però andate contro le idee di Conte. Lo vedete qui, che ha parlato chiaro, e ascolteremo delle parole di Conte per toglierci dei dubbi, secondo me, che è importante. Torniamo però a Dragusin e capiamoci un po' di più, perché il ragazzo molto bene, ha giocato tutti i minuti di tutte le partite con il Genoa e sta facendo un ottimo inizio di campionato. Non riesco a dire lo stesso delle sue esperienze con la Salernitana e con la Sampdoria. Sì, ha dimostrato delle cose, ma tra l'altro giovanissimo, e io ci tengo a sottolineare la giovane età, perché se è vero che avevamo un po' di dubbi per quanto riguarda Nathan a sostituire Kim proprio per la sua giovane età,
E la giovane età la dobbiamo sottolineare anche per quanto riguarda Dragosin, che però ha molta più esperienza nel campionato italiano e quindi sotto questo punto di vista non dovrebbe avere un impatto di ambientamento, di distanza tra i reparti e con gli avversari. È un giocatore che può giocare in tutte le zone della difesa, preferisce centrale, può fare il braccetto secondo me molto bene perché gli piace anche spingere e alle volte lo puoi adattare anche come terzino. Non dovrebbe essere il caso perché se hai preso Mazzocchi ci devi mettere Mazzocchi lì nel caso in cui De Lorenzo debba saltare una partita, però questa è la situazione di Dragosin. Il profilo piace molto in Europa perché sappiamo dell'interessamento del Tottenham, c'erano anche notizie di un interessamento del Barcellona, chi vuole esaltare il ragazzo si parla del nuovo Virgil van Dijk semplicemente perché lui ha detto di avere Van Dijk come punto di riferimento. Però dobbiamo parlare del tipo dell'offerta e del tipo di operazione che deve fare il Napoli per prendere Dragosin e per battere la concorrenza. Prima di tutto la gente di Dragosin prima aveva detto solamente Milan e Inter, visto che la Juventus l'ha scaricato, o altrimenti la Premier League, ed è logico visto che c'era l'interessamento del Tottenham. È chiaro, ogni giocatore sul piano internazionale preferisce andare alla Premier League, è il sogno di tutti i giocatori, legacy Osimhen, questo è un altro paio di mani. Però pare che abbia poi aperto anche alla possibilità del Napoli, perché dice se ti chiama il Napoli come fai a non andare? Le solite frasi. Si parla di un'offerta intorno ai 20 milioni con aggiunta però di Østigård e con aggiunta del prestito di Zanoli. Ora, non capirei che tipo di operazione è il prestito di Zanoli a meno che tu Zanoli non l'hai già promesso a qualcun altro o si riimposta una trattativa perché mi pare che lo volessero in Portogallo. Insomma, Zanoli aveva un po' di mercato e un valore insomma intorno ai 15 milioni. Non puoi dare Zanoli, Østigård 20 milioni per Dragosin. Mi sembra una supervalutazione che non avrebbe tanto senso. Non avrebbe secondo me nemmeno tanto senso il prestito, cioè se hai preso Mazzocchi a Zanoli l'hai bocciato e lo devi lasciare andare. Riesci a monetizzare? Non lo so, ma non ha senso provare ancora una volta a darlo in prestito, poi ti ritorna e che ne fai? Quindi deve esserci una programmazione e voglio essere convinto che ci sia già un piano, un programma per liberarsi degli esuberi, perché il Napoli sta guardando le operazioni e guardando le età dei giocatori che il Napoli sta trattando. Dragosin giovanissimo, Samardzic giovanissimo, Mazzocchi non giovanissimo, però ti serve per un altro tipo di... non ti serve per la prima squadra, ti serve per la panchina. È un po' strano contemporaneamente che il Napoli già faccia fuori Østigård, che è un giocatore che qualcosina la stava cominciando a dimostrare, che non è stato disastroso le volte che è stato impiegato e che ha una certa esperienza anche internazionale perché nella sua nazionale gioca e gioca titolare sempre, però evidentemente non ha convinto e voleva andare via anche lui, quindi può esserci anche la spinta da parte del ragazzo. Ricordiamo quando ci dissero Garcia l'ha dovuto convincere a rimanere perché anche lui voleva andare via. Quindi tutte queste operazioni che adesso sta facendo il Napoli è facile dire in questo momento avresti potuto o dovuto farle in estate, visto che c'erano molti calciatori che avevano voglia di andare, dovevi probabilmente prendere l'iniziativa. Certo, è più facile farlo quando prendi subito un DS e quindi si occupa di tutte le cose, i giocatori parlano e ti organizzi di conseguenza. Quindi tutto quello che si sta facendo adesso si sarebbe potuto probabilmente fare prima e quindi ripartire con forze fresche che hanno voglia di imporsi al Napoli e cercare di fare un percorso, non dico come quello dell'anno scorso, ma di grande dignità, con uno scudetto addosso da difendere sul campo. E quindi facendo tutte queste considerazioni anche sull'età dei profili che il Napoli sta trattando, è come se si stesse ricominciando da capo, quindi riapri un ciclo che ha bisogno del tempo per concretizzarsi sul campo e ritornare a essere competitivo. Quando mi si parla di Conte, che vediamo qua, l'accostamento è perché ieri è uscito Criscitello che ha detto un'altra volta, De Laurentiis l'ha incontrato un'altra volta, però Conte prende tempo, non è convinto del progetto. Fondamentalmente Conte aspetta prima di accettare, perché quello lo disse Conte, disse mi piace una piazza come Napoli, come Roma mi intriga, però se traballa la panchina del Milan o se addirittura lui è convinto di poter ritornare anche alla Juventus con un progetto completamente diverso e interessato
con la nuova proprietà, e ovviamente Conte prende tempo, Conte non ti dice subito di sì, e oltretutto con una squadra che non sai che tipo di campionato va a fare l'anno prossimo, se avrà le coppe o meno, perché il Napoli in questo momento deve risalire la classifica. Niente è certo, la qualificazione Champions League non è affatto certa, ti ritrovi in Europa League, ti potresti ritrovare in Conference League, quindi è difficile avere già in mano l'allenatore del futuro, a meno che un palladino dice dove arriva il Napoli, io mi voglio giocare la mia chance nel Napoli. È un altro paio di maniche. Conte non è così, e andiamo ad ascoltare delle cose, perché ricordate il fatto, prendiamo i giocatori dalle squadre piccole, magari vi dà fastidio, siete contro Conte. Ciao ragazzi, sono Mazzocchi, finalmente ho coronato questo sogno di indossare questa maglia e aspetto tutti quanti al Maratona. Forza Napoli sempre, vai giù. Questo fa piacere, onestamente, vedere un napoletano che arriva al di là della posizione di classifica del Napoli, arriva con gli occhi che gli brillano, è bello. Non lo so se brillerebbero gli occhi anche a Conte, che dice così in un'intervista quando era all'Inter. Qua stiamo parlando comunque di un gruppo di giocatori che tranne Godin non ha vinto niente nessuno. Cioè noi stiamo facendo un'esperienza, cioè non hai giocatori importanti o maturi che riescono anche in alcune situazioni a gestire anche situazioni difficili. Cioè, a chi chiediamo? A Nicolò Barella, che l'abbiamo preso dal Cagliari, a Sensi, che l'abbiamo preso dal Sassuolo. Con tutto il rispetto, ripeto, quando io parlo di step e di importanza di crescere tutti insieme, invece poi mi trovo con un'altra squadra, con un'altra maturità. Avete ascoltato bene? Conte si lamentava di Barella perché era venuto dal Cagliari, si lamentava di Sensi perché era venuto dal Sassuolo. Secondo voi Conte viene al Napoli con Dragusin, con Nathan, con Samagic, c'è un talento, ma viene dall'Udinese. Raspadori l'hai preso dal Sassuolo, Kvara veniva da dove veniva. Ora mi si potrà dire però questi giocatori hanno vinto. Sì, hanno vinto nell'annata straordinaria con Spalletti. È una bella sfida adesso rimettere in circolo quella macchina. E diceva anche dell'altro Conte, sentiamo. Non conta, secondo me è una grande bugia, perché la storia nei club conta, perché quando tu entri nel centro sportivo o entri allo stadio, entri nella sede del club per cui lavori, e che anche se in passato ha vinto, e ti giri e inizi a guardare, ti porta a dire questi ce l'hanno fatta. Dove c'è storia, secondo me, anche se c'è tanta polvere sotto, tu puoi andare lì, però alla fine poi se c'è la storia, la mentalità vincente c'è in quel club. Ecco, quindi diciamo che è un percorso un po' meno complicato. La storia, la sede, i trofei, quello che si respira, così. Quindi onestamente queste frasi, che poi stanno venendo ritwittate da tifosi del Milan perché sono molto più eccitati, oddio, penso che sono eccitati ugualmente tifosi del Milan e tifosi del Napoli riguardo alla possibilità di avere Conte in panchina. Però tu Conte cosa fai? Se hai la possibilità, senza, ripetiamo, mettiamo davanti, senza parlare di ingaggio, perché Conte ne chiede tra i 7 e i 9, e De Laurentiis che gli può dare 3, gli può dare 4, cioè che comunque è la metà di quello che lui si aspetta e potrebbe prendere. Non lo so quanto gli può dare il Milan, non lo so quanto gli vorrebbe dare la Juventus, ma parliamo di un uomo che si è sempre lamentato con la dirigenza per cui lavorava, perché non gli portava i giocatori che lui voleva. I giocatori, quando poi arrivavano, comunque riversava le responsabilità sui giocatori. Attenzione a pensare che Conte Napoli è un matrimonio felice che poi può portare dei frutti. Io lo ritengo impossibile. Può essere anche che De Laurentiis si sia fissato e voglia provarci. Ma quello è arrivato Ancelotti, non può arrivare Conte. Sì, però Ancelotti una personalità completamente diversa rispetto a Conte. Conte è uno che arriva, distrugge, è protagonista assoluto, spompa i giocatori e poi se ne va. Conte è uno che, ecco, questo potrebbe essere una cosa a metà. Il doppio impegno quando c'è anche la Champions, soffre un pochino il doppio impegno con le coppe, magari si impegna al massimo per il campionato, il che il Napoli
che va verso la prossima stagione potrebbe ritrovarsi in questa situazione, ma va contro quelle che erano i desideri di ADL, che erano desideri di adesso andare avanti in Champions. Lo scudetto è fatto, adesso andiamo a puntare alla finale di Champions. Questo chiese a Garcia. Quindi sono molte le contraddizioni in termini per una scelta del genere. Quindi già l'idea Dragusin non ero convintissimo, adesso pare che si stia accelerando. Va bene, si sta facendo una scelta per adesso, ma è una scelta che ti porta al futuro, perché sono giocatori giovani, quindi è già in proiezione futura. Però su Conte io resto molto prudente. Mi sfizierebbe, mi darebbe uno sfizio da analista del calcio vedere cose nuove, analizzare un nuovo modulo. Mi darebbe molta curiosità e soddisfazione. Però secondo me non è lui il profilo per troppi motivi. Quindi io lo dico anche per non farvi, perché sento troppa gente troppo convinta. E già Napoli è fatta. Ci andrei più cauto. Notizie positive dal report dell'allenamento, perché abbiamo il recupero di Politano. Politano ha svolto l'allenamento completo in gruppo, quindi si sta delineando la formazione per il Torino, domani ne sapremo di più. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano, quindi possiamo immaginare che magari recupera domani e te lo puoi portare in panchina. Certo non è che doveva partire titolare, ma magari speriamo di poterlo portare almeno in panchina, perché siamo cortissimi. E al momento, a meno di grandi sorprese, l'unico dubbio che mi viene in mente è se Mazzarri effettivamente decide di dare un po' di minutaggio e di soddisfazione a Simeone al posto di Raspadori. La difesa è ovviamente fatta, non puoi pensare a Ostigar, anche se soprattutto perché è protagonista di eventuali scambi di mercato. Il centrocampo è quello lì, consideriamo Zielinski abile, arruolabile, insieme a Lobotka e Cajuste, e davanti Kvara. Politano è uno tra Raspadori e Simeone per affrontare un Torino che sarà tosto, dove bisogna vincere e basta, non si può accettare nessun altro tipo di risultato, perché Mazzarri non è in bilico, non lo puoi sicuramente sollevare dall'incarico e poi chiami Grava o lasci Frustalupi. Io ho fatto la riflessione su Mazzarri finale, secondo me è questa, e potrebbe essere sbagliato, ma la mia riflessione è questa: molto spesso quando si chiamano i nuovi allenatori, no? C'è il cambio in panchina, c'è subito la scossa, e infatti è arrivata la scossa la prima partita con l'Atalanta, partita che abbiamo analizzato, però è arrivato il risultato. C'è un furore agonistico da parte dei giocatori, perché dice: c'è un nuovo allenatore, devo dimostrare al nuovo allenatore che merito io di giocare, e quindi ti danno qualcosa in più anche quelli che sono considerate le riserve, tutti spingono al massimo, e c'è quella rivoluzione mentale momentanea che ti porta a dare una svolta alla stagione. Il cortocircuito invece qual è stato? È che Mazzarri arriva non come nuovo allenatore, ma arriva come allenatore che è chiamato a copiare quello che si è fatto nella stagione precedente con Spalletti. Di conseguenza, i giocatori che erano titolari sono rimasti titolari, i giocatori che erano in panchina non hanno insediato le titolarità dei giocatori, e quindi in qualche modo, se il problema vero di questa squadra è mentale, perché non è che ci siamo dimenticati come si gioca a pallone, il problema mentale non lo risolvi, perché Mazzarri insiste con quelli che sono dei titolarissimi, nessuno è stato messo in discussione. Facciamo l'esempio di Zielinski, che dopo un inizio buono comunque ci è sembrato in flessione. Se tutti sono convinti di tenere il posto, e anche se giocano così e così partiranno da titolare alla prossima, vuol dire che quella scossa che ti può dare il cambio dell'allenatore si esaurisce subito. E quindi questo secondo me è stato un po' l'errore di fondo, come è stato l'errore di fondo a inizio stagione. Dobbiamo ripartire dal 4-3, copiamo quello che non si poteva fare e non si è potuto fare. Vi siete iscritti al canale Telegram? Perché sta arrivando ah sì, è perché è uscita la mia canzone. Sì, è Angioletto che mi fa i complimenti, perché è uscito la mia canzoncina con Cory Wong. Sono molto molto eccitato. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Dai ragazzi, si sta muovendo il mercato. Io non lo so se Dragusin vale 40 milioni, onestamente, se arriva non lo so.
Però è arrivato secondo me il momento di dare un pochino di pepe a quelli che sono convinti di mantenere il posto vita natural durante. Questo è un errore che non puoi fare. La competitività tra panchina e titolari deve portare tutti a dare di più, anche se poi i titolarissimi restano gli stessi, però ci deve essere più furore da parte di tutti, perché le stesse cose, se le fai al doppio della velocità, con il doppio della fame, sono più efficaci, e devi cominciare con il nuovo anno a dimostrare: devi avere un po' di paura quando vieni a casa nostra, devi avere un po' di paura quando affronti noi, perché noi siamo quelli che erano capaci di fare tutto questo, e speriamo che si possa dare una svolta. Mazzarri sia anche un po' più cattivo, un pochino meno accomodante, e il discorso vale anche per la società, perché troppo accomodanti con Osimhen, lo lasci andare, poi gli dai il premio, lui ancora non è nemmeno nel suo ritiro con la nazionale, non si fa. Hai dato un premio a uno che si è fatto espellere, di conseguenza anche gli altri giocatori dici: ma allora sono fesso io che rimango a lottare per questa maglia senza obiettivi di scudetto. Sono un po' di cose che non hanno funzionato e che si devono limare per chiudere bene questa stagione. Adesso c'è l'obiettivo Supercoppa è dietro l'angolo, quindi lavorare per arrivare alla Supercoppa in grandissima forma, con grande fiducia dei propri mezzi, senza paura, e ritornare a dire quella famosa frase che possiamo batterle tutte. Da New York l'ho detto, Valerio Fluid, lo sapete, i like finali, iscrivetevi al canale, a domani per la conferenza stampa.